Per anni non ha dormito. Appena chiudevo gli occhi mi ritrovavo la sua immagine davanti mentre tentava di ammazzarmi. In strada, a ogni auto che mi sorpassava, pensavo fosse lui. La donna che vedete si chiama Lidia Vivoli, è palermitana ed è sopravvissuta a un tentativo di femminicidio nel giugno del 2012. Io nel 2012, dopo 5 mesi di relazione con una persona, andai a convivere con questo uomo che era un principe azzurro. Io facevo l'assente di volo e veniva alle 5 del mattino in aeroporto solo per prendersi un caffè con me, mi faceva trovare la cena pronta, mi veniva a prendere, a lasciare, sembrava il principe azzurro. Tutto potevo immaginare tranne che questa fosse una maschera. Una maschera caduta in una notte terribile per la povera Lidia. Con una scusa venne a dormire a casa mia perché lui pensò che il mio stipendio, i miei soldi, il mio denaro, se non fossero stati utilizzati da lui, non potevano essere utilizzati neanche da me. Allora di notte mentre dormivo mi cominciò a colpire con una padella di ghisa in testa finché si ruppe il manico e poi pugnalò con delle forbici, mi soffocò col filo della bajour, del ventilatore, mi colpì in faccia prendomi l'arcata sopraccigliare fino allo zigomo, mi ruppe il naso, il timpano, 3 costole, lesione al tendine, insomma ha fatto tutto per uccidermi. Io mi sono salvata, sinceramente non so perché, me lo sono chiesta tante volte perché mi sono salvata, a questo punto ho pensato che era giusto che io facessi qualcosa per le altre. E alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Lidia vuole dare un consiglio a chi vive una relazione malata. Basta di dire soltanto la parola denuncia, quando andiamo a denunciare vuol dire che è successo qualcosa di molto grave. Insegniamo alle ragazze, alle donne a riconoscere i segnali della relazione tossica, quelle le privazioni della libertà, il controllo, la vessazione, l'umiliazione. E anche il controllo dei social, perché no, fammi controllare il telefono, vatti a lavare i piatti, l'umiliazione proprio della donna come essere inferiore, loro reputano la donna non libera di scegliere. Allora se già noi in questa fase ci poniamo dei dubbi e li lasciamo, non avremo bisogno di andare a denunciare. Ricordiamoci che ci sono donne come Giulia, come Elisa Bravi, che la prima volta che hanno avuto le mani addosso dal proprio compagno, fidanzato, marito è stata anche l'ultima. Se noi aspettiamo il primo schiaffo potrebbe essere l'ultimo, perché in molti casi siamo state uccise durante la prima aggressione. Una marcia per Chiara partita da Piazza Santa Maria di Gesù affinché la strage dei pedoni venga fermata, affinché gli studenti universitari possano muoversi in sicurezza sulle strade di Catania. Cose così non devono più accadere, hanno detto tutti in un grido unanime. Un momento per ricordare la giovane morta la sera del 7 novembre scorso, dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, travolta prima da una moto e poi da un'auto. I cittadini, soprattutto gli studenti universitari, purtroppo non vivono in una città sicura e a misura di studenti. Questo non è il primo caso, speravamo non ci fosse neanche il primo di caso, purtroppo ce n'è più di uno, però chiaro è che adesso qualcosa dovrà cambiare. Gli studenti chiedono alle istituzioni un intervento immediato, ma l'appello è soprattutto agli automobilisti affinché rispettino i limiti di velocità. Ciò che mi preme dire è che comunque noi in primis da automobilisti dobbiamo stare attenti a questi pericoli perché può essere un rischio per noi ma soprattutto per i pedoni, anche perché molti studenti e studentesse percorrono quella strada ogni giorno per andare a casa, per andare alle sedi universitarie là vicine, quindi è davvero rischioso per tutti e tutti. Tutti ancora sotto shock per la scomparsa della 19enne originaria del Siracusano. Era il primo anno che veniva in una città universitaria, per cui nuove esperienze, compresa quella di studio, e tragedie del genere. Noi infatti siamo qui adesso insieme agli studenti che hanno organizzato questa manifestazione per fare sentire la nostra vicinanza soprattutto alla famiglia. La marcia è proseguita per via Androne fino ad arrivare nella facoltà di scienze biologiche in silenzio, con in mano candele ad illuminare il percorso e i cuori con un pensiero rivolto a Chiara. Beni per 43 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nei confronti di 2 imprenditori, il palermitano Salvatore Rubino, 62 anni, e Cristian Tortora, di 47, originario di Battipaglia. Secondo gli investigatori sarebbero i referenti di un sodalizio ritenuto vicino ai clan di Pagliarelli, Porta Nuova, Palermo Centro, Brancaccio e Noce. I 2 imprenditori sono stati arrestati nell'operazione All In insieme al boss Francesco Paolo Maniscalco, mafia che cerca di
di infiltrarsi nel lucroso settore della gestione dei giochi e delle scommesse sportive. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri del Gico, le imprese che facevano riferimento al boss Maniscalco, grazie ai rapporti con Cosa Nostra, avrebbero acquisito la disponibilità di numerose licenze e concessioni statali rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio della raccolta delle scommesse, fino alla creazione di un impero economico costituito da società intestate a prestanome, un giro d'affari e volumi di gioco che in poco tempo avrebbero toccato 100 milioni di euro. I due imprenditori, raggiunti dal provvedimento di sequestro, sono stati condannati dal Tribunale di Palermo nel febbraio 2022, sentenza per Rubino e Tortora confermata dalla Corte d'Appello a luglio del 2023. Sequestrati 3 immobili, tra cui una villa favignana, quote di 11 società con sedi a Milano, Roma, Salerno e Palermo, conti correnti, titoli, polizze assicurative e buoni postali per un valore complessivo, come detto, di 43 milioni di euro. Agrigento sotto shock, il re era molto conosciuto in città ed era uno degli organizzatori della 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival. Sui motivi del gesto, che restano ignoti, stanno indagando, coordinata dalla Procura di Agrigento, gli investigatori della squadra mobile. Non è ancora chiaro infatti se le polemiche che nelle ultime settimane hanno investito il festival, di cui il re era tra gli organizzatori, polemiche relative ai costi dell'iniziativa e alla scarsa affluenza di pubblico agli eventi in programma, possono avere portato l'imprenditore a prendere la decisione di uccidersi. A raccontare chi era il re e la sua famiglia con una lettera: Alberto il re era un uomo amante della vita, delle belle parole, non amava infingimenti, ha fatto del garbo il suo stile di vita. I familiari scrivono anche che l'insano gesto è avvenuto in solitudine, nessuno della famiglia era presente. Nella lettera si fa riferimento alle critiche delle ultime settimane. Sui social viaggiano sentenze di condanna senza nemmeno il capo di imputazione, dicono. Poi l'appello si apre a una riflessione su quello che è accaduto, perché mai più ci si possa trovare di fronte alla tempesta senza vestiti. Ammende fino a 10.000 euro, sequestro dell'auto e denuncia penale. Il comune di Catania dichiara guerra agli incivili dei rifiuti nel tentativo di rendere più decorose le strade, spesso ridotte a discariche a cielo aperto. Una svolta epocale intrapresa dal sindaco Trantino, che sin dal giorno del suo insediamento sta lavorando per stenare chi, senza scrupoli e senza pudore, si sbarazza della spazzatura nel modo più vergognoso. L'immagine simbolo è quella che vi proponiamo. Per motivi di privacy oscuriamo la targa dell'auto e volto del protagonista, che in pieno giorno, in pieno centro storico, entra in retromarcia, parcheggia sul lato sinistro della strada. Neanche si degna di guardare, evidentemente non gli interessa. L'unico pensiero è quello di sbarazzarsi della spazzatura e quindi di svuotare l'auto. Alla fine saranno 12 sacchetti di rifiuti riversati spudoratamente sul marciapiede. Così, dopo una lieve sfregatina alle mani, ecco che lo sporcaccione di turno si rimette in marcia, come se nulla fosse. Non sa però che la sua vigliacca azione è stata immortalata da una delle tante telecamere fatte piazzare dal comune di Catania. Per lui scatterà una denuncia penale ed, accertate le contestazioni, verrà applicata una salata ammenda. Analoga sorte è toccata ad altri 7 incivili beccati dalla Polizia Municipale Annesima Inferiore, Librino, San Giorgio e San Giuseppe l'Arena. Tutti sono accusati di abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico. I trasgressori rischiano una multa da 1.000 a 10.000 euro ed il sequestro del mezzo utilizzato per commettere il reato. Scendono le temperature anche in Sicilia. Dopo le piogge abbondanti di ieri, il weekend sarà tipicamente invernale. Secondo le previsioni, domenica la giornata più fredda, con la massima che sfiorerà i 12 gradi e la minima che potrebbe arrivare a 2. Ma le temperature in picchiata non preoccupano, soprattutto dopo il caldo eccezionale di quest'anno. È normale che sia così, il caldo troppo anomalo quest'anno. L'aria è un po' più fresca, più che altro si sta bene, l'importante è ovviamente che non fa brutto tempo forte. Era arrivato l'inverno finalmente. Quasi, perché ancora 2 giorni è stato male, oggi è una bella giornata. Il maltempo che ha colpito ieri la Sicilia ha riportato anche la neve sull'Etna, regalando un risveglio spettacolare a catanesi e abitanti alle pendici del vulcano, che oggi si presenta così. Ieri era piena di boschio, non si vedeva nulla, oggi invece è chiarissimo, bella. Uno spettacolo. Uno spettacolo, sì, uno spettacolo.
Un'immagine che affascina i residenti, ma soprattutto i turisti. Meravigliosa, quando ho visto l'Etna stamattina ho fatto prima cosa la foto e poi ho mandato quelli dei babà, dei cannoli, a tutti a fare il mordi invidia, a tutti quelli che quando la brioscina a Torino, misera proprio. Sull'Etna non solo la neve, ma anche la lava. Qui siamo a quota 2500 metri, dove si può osservare l'attività esplosiva dal cratere di sud-est. Siamo in una situazione, diciamo, di non equilibrio del vulcano, quindi non si può escludere che non può evolvere un altro fenomeno parossistico, ma del resto questa è l'attività ordinaria che fa il vulcano, quindi questo ci dobbiamo aspettare. Al momento nessun problema per l'operatività dello scalo etneo di Fontanarossa. Venerdì bianco sull'Etna, venerdì nero per il commercio. È il Black Friday, il giorno dei grandi sconti. Secondo Confcommercio attira soprattutto donne e giovani. Guardate la vetrina a caccia di sconti. Sì, in realtà sì, ne approfittiamo per queste giornate. Conviene e quindi ne approfittiamo anche noi. In realtà quasi tutti i negozi hanno esteso le offerte all'intera settimana. Così i siciliani ne approfittano per fare shopping risparmiando un po'. Tra i prodotti più acquistati, i capi di abbigliamento seguiti dai dispositivi elettronici. Ho acquistato un maglioncino, come ora, però ancora sto andando a cercare altre cose che mi piacciono. C'è convenienza? Sì, molto, molto. Ma c'è anche chi ad un mese dal Natale coglie l'occasione per acquistare i primi regali. Lo fa un siciliano su 4. Soltanto il 12% dice che è ancora presto. Mi sono resa conto che qualcosa si può acquistare e risparmiare. Dal Black Friday diventato Black Week al Cyber Monday, che sarà lunedì prossimo. Un'occasione per i commercianti di vicinato ma anche online per vendere di più. Si attendono da questa giornata riscontri che consentono di andare a recuperare le perdite degli ultimi mesi, in particolare nel settore della moda. Tutti a fare shopping quindi, ma facendo sempre attenzione, soprattutto per gli acquisti online. Il bivio campano per continuare a viaggiare. La trasferta di Giuliano per il Catania rappresenta l'occasione per dare slancio alla vittoria con la Turris e alimentare l'entusiasmo che l'arrivo di Lucarelli ha portato. Di fronte ci sarà una squadra che attraverso un ottimo stato di forma, 3 vittorie, l'ultima in casa dell'Avellino, nelle ultime 4 partite un pareggio in casa del Benevento, e nel centro campano è cresciuto l'entusiasmo tanto che si preannuncia una grande cornice di pubblico. Samuel Di Carmine presenta così la gara. Noi arriviamo lì sicuri di noi stessi, forti, e dobbiamo pensare di essere una squadra operaia, di lottare e di fare risultato, perché noi dobbiamo fare più risultati possibili da qui alla fine, insomma. Entusiasmo anche in casa Catania, polverizzati i biglietti, 500 a disposizione dei tifosi rossazzurri. Lucarelli dovrà fare i conti con le assenze certe di Rizzo e Ladinetti, in regia dovrebbe giocare Quaini, confermando la scelta operata contro la Turris. Nell'unica partita che ho fatto abbiamo proposto il 4-2-3-1 e quindi ha dato anche delle buone risposte, non solo in termini di risultato, ma in termini di prestazione, e quindi per il momento andiamo avanti con questa soluzione, sapendo che con un centrocampista nella posizione di vertice alto, rovesciare il vertice e metterci 4-3-3 è un attimo. Il Messina fa quadrato e sogna lo sgambetto alla capolista. Tecnico e giocatori hanno incassato la fiducia sino al mercato di gennaio del presidente Pietro Sciotto, che prosegue la sua politica del risparmio. La situazione però è delicata. 4 sconfitte di fila contro Taranto, Benevento, Latina e Foggia, terzultimo posto in una classifica che nella parte bassa ha già creato una spaccatura significativa. L'avversario di domani è la Juve Stabia, capolista a sorpresa, con 2 pareggi senza reti in altrettanti incontri casalinghi contro Foggia e Sorrento, e al Francoscoglio priva degli squalificati Baldi, del capitano Mignanelli e dell'attaccante Candellone, con 4 reti e 3 assist. Fattori che potrebbero ridurre il distacco tra le 2 squadre di 18 punti, maturato in 14 giornate. A Giacomo Modica, dopo esperimenti su esperimenti sempre falliti nelle ultime settimane, il compito di fare cose semplici ed opportune, come il ritorno in difesa di Ferrara con Polito a destra, il rientro di Frisenna e la conferma di Franco e Firenze.
capitolo a parte l'attacco restituito a Plescia e che non segna da 4 gare, con limiti strutturali rilevanti come il resto della squadra, ma per essere competitivi contro la Juve Stabia serve il Messina d'inizio stagione.